ready to go to Brunico. Come si dice Brunico in... no, in tedesco. No, Brunico, vabbè, no. Il nome tedesco di Brunico. Non mi ricordo. No, ma in tedesco, tipo Dobiaco e Toblach. San Candido è Innichen. Adesso vediamo. Brunico è Brunico. Non lo sappiamo. Allora, questa mattina, intanto benvenuti in questo nuovo vlog. Questa mattina, iniziato dopo pranzo, non ho neanche lavato i piatti, stiamo andando a Brunico e dovevamo fare una perlustrazione, diciamo. Questa mattina non ho fatto granché a casa perché sono andata a far volare il drone. Solo chi mi segue su Facebook e Instagram, nelle stories di Instagram, sa che ho un drone. L'ho appena preso, quindi è pochissimo, e sto facendo un po' di voli perché ci vuole un po' per imparare. E niente, quindi stamattina ho passato un'oretta così, ovviamente non facendolo volare di continuo per un'ora perché è impossibile, perché le batterie dei droni durano poco. Però insomma ho fatto diversi voli, diversi video. Siccome andiamo dentro a Brunico mi sono portata dietro il drone e se c'è la possibilità di fare video anche lì, che è bello, quasi quasi io farei dei video, però c'è vento oggi, per cui secondo me non riuscirò. Infatti stamattina poi a una certa ora ho dovuto lasciar perdere perché si era proprio alzato il vento e quindi non è possibile far volare un drone del genere, insomma non pesa, quindi viene portato via dal vento e non è molto stabile, ecco. C'è il rischio che cada o che vada addosso a qualcosa o qualcuno, quindi niente, quindi facciamo questo piccolo viaggio oggi. E quest'oggi passiamo anche nei luoghi delle frane. Facciamo i curiosi un po' in ritardo. Un po' in ritardo. Tipo mezz'ora per metterci sulla strada. Siamo qui all'incrocio a Dobiaco, ma è un casino totale. E sì, no, mi stava indicando che dovevo dire che Brunico si dice Bruneck, ma ve l'ho già inquadrato prima. Quindi e niente, non c'è il sole qui, tutto nuvoloso e c'è aria, quindi presumo che anche a Brunico ce ne sia e il drone debba stare fermo. Purtroppo. Oh, ma c'è un traffico, siamo in agosto, si vede tantissimo. Sì, vabbè. Vi riprendo qualcosa di più interessante. Volta siamo stati a mangiare qua
mi ricordo ancora. Qua è tutto scritto in tedesco, siamo in Trentino, però qua è tutto scritto in tedesco. Guardate i campi di pannocchie, tantissime pannocchie, wow, cioè è immenso, cioè siamo in mezzo alle pannocchie, guardate che bel cielo, queste nuvole che sembrano veramente finte. Secondo noi le pannocchie hanno il GPS così non le rubano, perché veramente ci sono dei campi immensi, secondo me qualcuno se le ruba anche. Si vede qualcuno zoppo senza una mano, hai capito cosa è successo? Automarket, no, non è quello che ci interessa. Adesso siamo a Perca, abbiamo appena passato Perca e dobbiamo andare a Gais, che è dopo Brunico. Quindi non so chi di voi, chi mi segue, è andato a Campotures. Prima di Campotures, tra Brunico e Campotures, diciamo. Anche se in mezzo ci sono altri paesi, non ci sono solo questi, ma per intenderci, insomma. Quindi abbiamo oltrepassato il confine e siamo in Trentino. Io non ve lo dico, per me è normale, però sì, non siamo più in Veneto qui. E si vede molto la differenza, ve lo dico sempre in ogni video. Si vede da come è tenuto il tutto in ordine, perfetto. Tutto, oh, che puzza! C'è una discarica. Mamma mia, è enorme, oh che puzza. Sentite che tanfo, ma lui è abituato, lui lavora in discarica, mamma che puzza. Oh, cioè guardate che paesaggio, vi riprendo me. Prima stavo pensando, anzi ci sto pensando ancora adesso, perché poi mi sono distratta e non ho più continuato la lettura su Google, stavo per su YouTube. Stavo leggendo l'alfabeto in tedesco perché non me lo ricordo più, cioè mi fermo A, B, C, D, E, F, G, poi mi ricordo la H perché l'ho letta prima e poi non mi ricordo più niente. Cioè ho un voto totale di tedesco, io che avevo 9 ho il voto totale, cioè boh. Penso sia un attimo riprendere il tedesco, perché lo sapevo, insomma, capivo abbastanza, sapevo scrivere, ma se non si fa pratica, tutte le lingue sono così, se non si fa pratica. Comunque stiamo andando a San Giorgio adesso, sì, dobbiamo passare per di là. 28 gradi, c'era il cartello del Conad col termometro. E qui l'acqua scorre al contrario, cioè qua l'acqua scorre al contrario, sono abituata, non so perché mi dà l'impressione che vada al contrario, ma un po' ovunque ho questa impressione. E che bella, deve essere però ghiacciata. Siamo arrivati a destinazione, nel frattempo sto facendo le stories su Instagram e quindi sono un po' incasinata, pensavo di avervelo detto, invece no. Praticamente siamo venuti a vedere una macchina, solo che no, è già un no perché è tutta ruggine. Ovviamente qua dentro c'è il sale come sulle nostre strade, quindi praticamente è tutta ruggine. E niente. Però qua parlano tutti tedesco, veramente, è assurdo. Senti tutto proprio l'accento tedesco e parlano tedesco. Sarebbe bello anche che da noi fosse così, nel senso che ci fosse un'altra lingua oltre all'italiano. Invece sì, qui hanno due lingue, hanno l'italiano e il tedesco. Poi parleranno i vari dialetti. Adesso Franz è andato dentro perché voleva vedere il libretto di questa. Voleva farla valutare. Oggi ho cambiato piercing, ho messo questo qua giusto per cambiare un po'. E poi rimetterò l'altro, però volevo cambiare un attimino. Mi sono arrivati i piercing nuovi, l'unico problema è che non sono arrivate le misure che ho detto io e io ho fatto l'ordine dei piercing basandomi sugli ordini precedenti, quindi erano gli stessi, cioè erano quelli che andavano bene a me, invece no, sono arrivate le misure completamente diverse
e quindi non mi stanno nella barretta e cadono. Vabbè, che puzza. È arrivata una puzza da fogna incredibile. Qua è tutto nuvolosissimo. Aspettate che chiudo la porta perché qua c'è anche un passaggio e ecco, non so, mi guardano via male perché ho il telefono e sto filmando, non so, non sto mica filmando le macchine con le targhe. Vabbè, quindi non so dove andremo dopo, perché qui vicino c'è anche Campo Tures, non so se sapete, ma a Campo Tures c'è un castello e poi qui c'è anche, volendo si può andare in centro a Brunico, che non sono mai andata. Boh. Bella. Ok, sto aspettando Franz che è andato a controllare perché non si ricorda se ha chiuso la macchina e onde evitare problemi vari. Comunque siamo a Campo Tures e c'è anche il castello là di là, adesso dopo ve lo riprendo quando andiamo in centro a Campo Tures. Cioè io ci sono venuta qua ma una vita, cioè un secolo fa praticamente, ero piccola e ero venuta con la scuola e fa caldissimo qui, veramente caldo rispetto al clima che c'è da noi. Qua mi sembra un po' più afoso, un po' più caldo. Sono tutte vicine. Sì. Facciamo i turisti per una volta. Arrivati al ponticello che porta su al castello ed è proprio come me lo ricordavo, proprio.
Abbiamo assistito allo spettacolo di quelle, come si chiamano? Non lo so, quei personaggi tirolesi, sono in legno, tutti in legno quelli là. Che bello, non l'avevo mai visto. Siamo arrivati proprio nel momento giusto e quando vi ho stoppato il video era quasi finito, mancava pochi secondi. E stiamo andando a cercare il posto dove mangiare il gelato, che dovrebbe essere qua dei paraggi, ma è pieno di viuzze. Ci sono tanti turisti. Salve. E niente. Lì c'è il punto turistico informativo lì. Caffè Domino. Ah, stile si dice, gelateria, non mi ricordavo più. Ah, ho trovato un'altra parola tedesca. Vabbè, Bäckerei sì, ma Eisdiele. Konditorei. Ja, ho preso il gelato. La ragazza che lavorava lì praticamente era stufa nera. Dicevo, che prurito, mi sono grattata, che ho il mio gelatino e vaniglia e stracciatella con la panna si sta sciogliendo già perché fa caldo, e no, quella ragazza non ne poteva più veramente, aveva un muso che toccava fin per terra, no, era stufa, e la gelateria era piena, i gelati erano quasi tutti finiti. Adesso stiamo andando alla macchina, speriamo di non avere nessuna multa perché non avevamo neanche il coso per segnare a che ora tanto ormai ce ne andiamo. Speriamo, ma c'erano altre macchine che non ce l'avevano, quindi incrociamo le dita. E vabbè, dai, comunque tutto nuvoloso, meglio così, perché sennò sarebbe veramente troppo caldo. Siamo incolonnati a Zuel di Cortina d'Ampezzo, cioè dobbiamo andare a casa, forse tra un'ora, cioè arriviamo a casa. Passarono 20 anni. Siamo a casa e quindi ci aveva messo più di un'ora per uscire da Cortina e arrivare a casa. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!